pomeriggio e benvenuti dal Paladirseo di Eboli a far visita ai padroni di casa della Feldi, la Came d'Osson, squadra più in forma del campionato. Uomini di Cipolla invece vogliosi dei 3 punti dopo lo stop di Pescara, sfida d'alta classifica con un occhio alle Final 8 di Coppa Italia. Buon pomeriggio e benvenuti da Carmine Fine. Diamo lettura delle due formazioni per i padroni di casa della Feldi Eboli: 1 Jelmi, 2 De Freitas, 4 Romano, 8 Spisso, 9 Fornari, 11 Tres, 12 Fiusa, 13 Bissoni, 14 Bagatini, 15 Saponara, 22 Ercolessi, 24 Caponigro, 70 Boaventura, 92 Mancia. L'allenatore è Francesco Cipolla. Per gli ospiti della Came d'Osson invece numero 1 Pietrangelo, 2 Belsito, 8 Ungherani, 9 Giuliato, 10 Quanfran, 12 Giapaviera, 15 Bertoni, 17 Igor, 19 Azzoni, 20 Tiago Grippi, 21 Murillo Schiocchet, 25 Azzalin, 98 Ditano. L'allenatore è Silvio Rocia. A dirigere l'incontro ci sarà il signor Dario Pezzuto di Lecce insieme al signor Gennaro Cefalà di Lamezia Terme. Al crono invece il signor Galasso di Avellino. Dicevo, sfida ad alta classifica, Feldi Eboli che occupa la sesta piazza della classifica di Serie A, affronta la Came quinta, 22 i punti dei Veneti, 21 quelli degli ebolitani. Diamo subito un'occhiata ai due quintetti schierati da Silvio Rocia e Francesco Cipolla. Per gli ospiti della Came d'Osson tra i pali c'è Pietrangelo, i 4 di movimento sono Igor, Murillo Schiocchet, Edgar Bertoni e Giapaviera. Risponde la Feldi Eboli con Lion tra i pali, Romano, Bagatini, Fornari e Boaventura. A dare il calcio d'inizio sarà la Feldi Eboli che attaccherà da destra verso sinistra del vostro teleschermo in completo casalingo rosso-blu. Risponde la Came d'Osson che attaccherà da sinistra verso destra in maglia celeste e pantaloncini e calzoncini bianchi. Si parte intanto e il primo squillo è di Lion che non trova la porta. Came ad impostare con Murillo. Si va da Igor, prova a servire in avanti Viera, chiude Fornari, gestisce palla adesso la Feldi Eboli con Antonio Bagatini, attacco di Boaventura. Romano però era da tutt'altra parte, viene regalato il laterale alla Came, imboccata di Igor, Giapa prova a toccarla per Bertoni, la fa sua Fornari che riparte sull'out destro, Fornari messo giù da Murillo, non c'è fallo secondo l'arbitro. Pietrangelo poi sbaglia il rilancio alla ricerca di Murillo. Sale in pressione la Came anche sul Lion. Esce bene però la Feldi Eboli con Boaventura che si appoggia da Bagatini. Osserva il da farsi il 14 e va da Romano. Romano, la scucchiaia per Bagatini solo contro Pietrangelo, primo squillo Feldi Eboli, la parata del portiere della Came. Ancora Fornari che va da Bagatini che però sbaglia il passaggio. Dopo 1 minuto e 5 secondi di gioco ha avuto la prima occasione importante la Feldi Eboli con Bagatini che a tu per tu da Pietrangelo non è riuscito a metterla dentro. Si resta sullo 0-0 con Bertoni che ci prova adesso. Conclusione deviata, sarà corner per la Came. Sulla palla c'è Murillo, va all'indietro da Bertoni che ci prova, questa volta non c'è deviazione, la richiedeva l'esperto 15 ospite. Semplice rimessa dal fondo, già battuta da Lion. Romano
c'è Giapa a dar fastidio. Romano riesce a guadagnare la rimessa laterale. Romano si appoggia da Lion. Bagatini, sempre altissima la pressione degli ospiti. Romano, Bagatini prova a cercare sul longolinea ancora Romano, chiude Bertoni. Ancora Feldieboli in manovra con Sergio Romano. Boaventura in buca per Fornari, riesce a tenerla, si gira Fornari, Pietrangelo lo chiude. Aveva fatto tutto benissimo Jader Fornari, altrettanto bravo Lorenzo Pietrangelo a chiudere la porta e a impedire il dribbling di Jader Fornari. Boaventura tra le linee. Romano, Boaventura elude il pressing di Murillo, non quello di Edgar Bertoni, che calcia la parata di Lion. Igor va a calciare, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo. Ad incaricarsi della battuta c'è Giapa Viera. Scucchiaia per Igor che ci prova di interno destro, ribatte Fornari. Igor cerca e trova Giapa, si fa sentire Bagatini, ancora Igor. Bertoni a puntare Romano, l'ultimo tocco è di Edgar, quindi laterale Feldieboli, già battuto, la palla arriva a Lion, rilancio sporcato, Romano la fa sua, serve Fornari, si va da Boaventura, si accentra Boaventura, si chiude la difesa della Kame e Igor alla fine spazza, la mette giù Lion che avanza. Romano ha un po' di spazio, prova a cercare sul secondo palo Fornari, chiude le gambe Edgar Bertoni, laterale Feldieboli, prova a farsi sentire adesso il Pala Dirseu. Romano la alza per Boaventura, colpisce male. Igor trova Giapa, sulle sue tracce c'è Romano, Giapa prova a girarsi, ribatte la conclusione Sergio Romano. Trascorsi 3 minuti e 26 secondi di gioco, calcio d'angolo per la Kame con Murillo che va da Giapa, prova una specie di tiro cross che non trova né lo specchio né Igor. Lion subito in avanti per Fornari che la voleva nella direzione opposta, però Murillo sempre alla ricerca di Giapa, Fornari di testa, Romano in un'insolita posizione da pivot, sbaglia il tocco per Boaventura. Bertoni in avanti, ancora alla ricerca di Giapa, non c'è stato il tocco di nessuno, sarà semplice rimessa laterale per la Feldi. Bagatini sulla palla, si propone Romano al centro, viene servito di prima per Fornari, Igor prova a lottare, alla fine lo aiuta anche Bertoni e la mettono in fallo laterale. Marco Boaventura, Romano, ancora in pressione la Kame, si va da Lion allora. Bagatini, Boaventura, Fornari
trova un velo improbabile per autolanciarsi. Il passaggio era troppo forte, però finisce in rimessa dal fondo. Primi cambi per la Feldi Eboli, fanno il loro ingresso in campo Tres, Mancia e Marco Ercolessi. Ancora il quintetto iniziale invece per Silvio Rocia. Bertoni sbaglia l'appoggio e regala la rimessa laterale alla Feldi. Fa il suo ingresso in campo anche Tiago Bissoni, nuovo acquisto della Feldi Eboli, esordio per lui quest'oggi. Eccolo che riceve, scambia con Ercolessi con qualche difficoltà, la perde la Feldi, si va da Bertoni, prova a metterla dentro, chiude Marco Ercolessi. Tres guadagna laterale. Mancia in possesso, tra le linee Ercolessi. Eccolo Bissoni che scambia con Tres. Mancia, Tres, Bissoni. Felipe Mancia. Pressa davvero molto forte la Kame Dawson. Feldi Eboli che deve sempre rischiare qualcosa per poter uscire dal pressing. Ci prova adesso con Bissoni, la perde, allora Tiago Grippi non riesce a superare Ercolessi. Mancia in sicurezza, la mette fuori. Tiago Grippi, Bada Igor, conclusione deviata da un giocatore della Feldi secondo il direttore di gara, quindi ci sarà corner. Cambi anche per la Kame, entrati Tiago Grippi, Belsito e Ungherani. Proprio Belsito sulla palla, la tocca per Tiago Grippi, si immola Tiago Bissoni. Questa volta va all'indietro da Giapa, Belsito calcia il 12, lo fa male però già dall'altro lato con lo stesso Giapa Viera che va a chiudere su Rudney Tres. Ercolessi va sul lungolinea da Bissoni, prova a metterla dentro per Mancia, lo chiude Belsito che non riesce però ad evitare la rimessa laterale. Altra rimessa quindi per la Feldi in zona offensiva. Se ne incarica sempre Ercolessi, all'indietro da Tres, troppo alta la sua conclusione. Qualche difficoltà nel recupero del pallone, finito all'esterno del campo. Si riparte con Tiago Grippi in possesso di palla. Ungherani cerca sul lungolinea proprio Grippi, esce Lion in sicurezza e serve Tres che sbaglia però l'aggancio, favorendo l'uscita di Lorenzo Pietrangelo. Poteva essere un'ottima occasione per la Feldi, impreciso nel controllo Tres. Già dall'altro lato con Bissoni e Belsito a lottare, c'è il fallo del numero 13 della Feldi Eboli, primo fallo del match dopo 6 minuti e 1 secondo. Se ne incarica Tiago Grippi che cerca Giapa, la mette giù, Ercolessi gliela tocca in laterale, blocco di Grippi su Mancia che finisce a terra, non c'è nulla, si gioca con Ungherani. Giapa che vorrebbe puntare Ercolessi, se ne va sull'out sinistro, calcia col mancino, la palla resta lì, alla fine Lion riesce a farla sua.
lontano dalla palla, Belsito mette giù Bissoni. Sembra aver visto l'arbitro che lascia giocare Ercolessi. Eccolo Bissoni che ha recuperato il campo. Allora Tres, tunnel su Giappa, la conclusione di Rudney Tres, fuori. Ed eccolo puntuale il signor Pezzuto che va a richiamare Belsito, reo di aver trattenuto Tiago Bissoni. Voleva qualcosa di più il pubblico della Feldieboli, solo richiamo invece. Eccolo Belsito che prova il lancio alla ricerca di Grippi, trova sulla sua strada però Felipe Mancia che la mette in out. Felipe Mancia che in settimana è stato nominato miglior atleta romeno della passata stagione, importante riconoscimento per lui, mentre c'è Bissoni in avanti che cerca proprio Felipe Mancia a lottare contro i uomini della Kame, prova a sgusciare Mancia, lo chiude Ungherani. Ercolessi la alza male, Belsito l'accomoda di testa per Juanfran che la tiene in campo e allora va da Tiago Grippi in avanti con l'esterno alla ricerca di Belsito, chiude Mancia. Grippi ancora un tentativo di imbucata da parte del numero 20 della Kame Dosson, non si intende con Belsito. Riparte la Feldieboli con Lion, Ungherani va a pressarlo, la palla arriva a Bissoni. Tres, Ercolessi, Bissoni, ancora altissima la pressione della Kame, si prende qualche rischio Mancia. Ercolessi alla fine si alza la palla e la butta via. Fa ripartire i suoi Pietrangelo. Ungherani di prima intenzione in avanti cercando Belsito, pallone troppo lungo. Tres va da Mancia, lo chiude bene Grippi. Belsito ancora tentativo di scavetto in avanti e ancora palla recuperata dalla Feldi, ci prova Tres, Mancino che non trova la porta. Pietrangelo appoggia ad Ungherani, Belsito alla ricerca di Juanfran, ci mette il piede Bissoni. Laterale Kame battuto da Belsito, palla in avanti, la fa sua Lion e riparte, si appoggia ad Ercolessi con un passaggio molto carico. Ercolessi riesce a metterla a terra e a far ricominciare la manovra della Feldi. Ercolessi, bella palla per Mancia, sul secondo palo c'è Bissoni, trovato da Mancia con la testa, il 13 non riesce a metterla dentro. Di nuovo vicino al gol la Feldieboli quando sono trascorsi 8 minuti e 50 secondi della prima frazione. Partita molto intensa con le due squadre che vanno a dare fastidio in fase di pressing. Le occasioni più importanti però la avuta è la Feldieboli. Fallo intanto di Grippi che protesta col direttore di gara. Primo fallo per la Kame.
Bagatini, la tocca per Boaventura. Rientra il quintetto iniziale per la Feldi. Fornari cerca una giocata difficile per Bagatini, infatti il pallone finisce in laterale. Ricomincia la Kame da Igor, in difficoltà la spazza via. Murillo per Igor, ci prova di punta, la para Lion e Boaventura la mette via. Prova di insistere adesso la Kame con Murillo. Igor non si intende con Quanfran. Fondo per la Feldi Eboli con Bagatini tra le linee. Boaventura cerca Romano, c'è stata una deviazione. Bagatini si appoggia a Lion che ha un po' di campo per avanzare, se lo prende e serve ancora Bagatini che ricomincia però. Romano, Boaventura, buon giro palla adesso della Feldi, cerca l'imbucata Boaventura, si chiude la Kame, eccolo Bagatini, ancora Fornari, la alza per Romano, di petto Pietrangelo, Bagatini su di lui, Pietrangelo in scivolata la mette fuori, prende sia la palla che Bagatini e protesta anche Pietrangelo. Non c'è molto da protestare perché Bagatini è rimasto a terra e ha bisogno dello staff sanitario. Va a scusarsi adesso Pietrangelo, gli dice qualcosa anche Romano, compagni di nazionale questa settimana Romano e Pietrangelo. Ital Futsal che ha giocato una doppia amichevole con la Slovenia, 2 vittorie per la squadra di Musti. Si rialza Bagatini tra gli applausi del Paladirseu. Ancora un po' dolorante. Deve almeno momentaneamente abbandonare il campo Antonio Bagatini. Pronto al suo posto di entrare Ercolessi. Riprenderà il gioco da rimessa laterale. 9 da giocare ancora in questa prima frazione, con Lion che serve Fornari. Boaventura adesso, su di lui c'è Azzoni che fa il suo esordio nel match. Boaventura va da Romano, Ercolessi per Fornari, lo tocca da dietro Igor. Non ravvisa il fallo il direttore di gara. Giapa scambia con Murillo, la conclusione, grandissima parata di Lion. Ottimo 1-2 tra Murillo ed Azzoni.
Lo stesso Murillo è andato a calciare a botta sicura col mancino, ha trovato il piedone di Lion, poi sulla ribattuta Giapa Viera non ha trovato lo specchio della porta. Ancora Kame in avanti con lo stesso Giapa che prova a girarsi a calciare. La mette a terra Lion per Ercolessi che prova da casa sua a sorprendere Pietrangelo che la blocca agevolmente. Palla che ritorna però tra le mani di Lion. In avanti per Fornari, anticipato da Igor. Tunnel di Ercolessi sullo stesso Igor, a terra Fornari, non infischia, non fallo al numero 9 della Feldi. Boaventura a recuperare palla. Alla fine di nuovo tra le mani di Lion. Eccolo Fornari. Boaventura finisce ancora a terra Fornari. Questa volta viene fischiato il fallo. Anzi no, ha alzato il braccio il direttore di gara. Simulazione ed è andato a ammonire Jader Fornari. Molto arrabbiato il capitano della Feldi Eboli adesso. Già deve lottare con un cliente durissimo come Igor, che si fa sentire sempre in difesa. Intanto proprio Igor che va da Giapa e ancora Lion. Murillo la tocca per Igor, alto il suo tiro e time out richiesto da Francesco Cipolla. Ci prendiamo un attimo di pausa anche noi. Fornari. Solo Fornari. Si esaurisce il tempo a disposizione del time out richiesto da Francesco Cipolla. Si ripartirà con la palla tra le mani di Lion per concludere il discorso che avevo iniziato prima. Dicevo, Fornari quest'oggi già deve lottare con un cliente molto scomodo come Igor, poi viene ammonito con estrema facilità per una presunta simulazione. Adesso per praticamente un tempo e mezzo giocherà col peso del cartellino giallo addosso. Recupera intanto palla alla Kame con Giapa Viera che non si intende però con Murillo. Ercolessi, Bissoni prova la giocata col tacco, la perde. Allora Azzoni calcia, non trova il bersaglio però. Ancora Feldi ad impostare, la palla arriva a mancia, lo chiude Murillo. Tres, mancia, scambia con Bissoni. Tres prova ad andarsene, cerca poi il cambio lato per Tiago Bissoni, impreciso. Igor in avanti per Giapa che la mette a terra splendidamente. Va da Bertoni,
Mancino di Bertoni, palla vagante, la fa su Azzoni. A largo da Igor adesso, è imbucata per Giacomo Azzoni, non riesce nel controllo però il numero 19 della Kame. Ercolessi per Mancia. Ancora Marco Ercolessi, perde palla. Scucchiaiata per Edgar, Bertoni che ci prova, lo mura Lion. Ercolessi alla ricerca di Bissoni, troppo lunga la sua palla. Pietrangelo al rilancio, questa volta non riesce a metterla a terra Giapa, che dà un'occhiataccia all'arbitro. Siamo già dall'altro lato con Belsito che anticipa Bissoni. Tres in anticipo su Giapaviera che commette fallo. Eccolo Bissoni che riceve da Romano, va da Mancia, vorrebbe puntare Belsito. Gioco di gambe di Mancia, se la sposta sul destro, riesce a chiuderlo però Belsito, attento. Eccolo Bissoni, tra le linee Tres. Sale Mancia e scambia ancora con Bissoni, bella azione questa, finisce a terra Mancia. Non c'è il fallo secondo l'arbitro e non c'è neanche la rimessa per la Feldi. Laterale Kame allora. Belsito, solita soluzione in avanti alla ricerca di Giapa. Chiude bene Bissoni, che poi in impostazione sbaglia. 5 minuti esatti al termine del primo tempo, ancora 0-0. Kame in possesso con Tiago Grippi, che sbaglia ancora una volta sulla pressione della Feldi. Ora Romano, va da Tres, vorrebbe puntare, lo chiude bene Grippi. Boaventura, Bissoni si protegge da Giapa, che si fa sentire ed anche una mezza spinta. Voleva il fallo Bissoni, non c'è nulla secondo il signor Cefalà. Bertoni in avanti per Giapaviera, ricomincia da Grippi che è alla ricerca ancora una volta di Viera, colpisce Bertoni e regala la rimessa laterale alla Feldi, che riparte con Boaventura. Con un rimpallo se ne va, chiuso da Grippi poi. Belsito, possibile 3 contro 2 per la Kame, sbaglia l'appoggio il capitano della Kame. Tres, si appoggia da Romano, va sul lungolinea, la recupera ancora Romano, che poi sbaglia il passaggio. Chiede il time out Silvio Rocia, altra interruzione quindi e altra piccola pausa anche per noi.
può riprendere il gioco dopo il time out richiesto da Silvio Rocia, che a sorpresa inserisce Igor con la maglia da portiere di movimento, probabilmente anche per tenere più palla in questi ultimi 4 della prima frazione. Gioco che riprenderà da laterale in zona offensiva per la Kame. C'è Tiago Grippi sulla palla. Non lo vedete, ma qui sotto la nostra postazione c'è Igor con la maglia da portiere, che adesso esce però e rientra tra i pali Pietrangelo. Piccolo bluff quindi da parte di Silvio Rocia. Tiago Grippi intanto sbaglia in fase di impostazione. L'ora Romano rischia un po', riesce a servire poi Ercolessi. Ancora Romano. Tres, non c'è nessuno davanti, alla fine la butta via e Pietrangelo però in difficoltà sul pressing di Boaventura, di testa è costretto a metterla al lato. Laterale sulla palla Ercolessi, all'indietro da Boaventura, calcia il Boa, ribatte già Paviera. Ancora Feldi ad impostare, Ercolessi impreciso alla ricerca di Fornari, palla che finisce sul fondo. Bertoni, ancora l'imbucata per Giapa, chiuso bene da Ercolessi, al quale viene fischiato però il fallo e viene anche ammonito. Non ho ben capito se è stato ammonito per il fallo o per aver protestato Ercolessi. Fatto sta che c'è un calcio di punizione praticamente dal dischetto del tiro libero per la Kame e Marco Ercolessi è stato ammonito, secondo ammonito di giornata dopo Jader Fornari. Sulla palla ci sono, anzi c'è solo Grippi, si era avvicinato anche Murillo. Quindi batterà Tiago Grippi, rincorsa lunghissima, calcia Grippi, colpisce Fornari in barriera, poi Giapa col mancino colpisce male. Lion subito in avanti alla ricerca di Fornari, devia di testa Grippi. Fornari sulla palla, dentro, c'è stato il tocco di Belsito, c'era appostato al centro dell'area Boaventura pronto a metterla dentro. Provvidenziale l'intervento del capitano della Kame, ci prova intanto Ercolessi con un tiro sbilenco. Trascorsi 16 minuti e 50 secondi, Belsito in difficoltà, la mette fuori, tocco di Romano per Ercolessi, la parata di Pietrangelo. Insiste la Feldi, palla imbucata per Fornari, di tacco ancora Pietrangelo. Ora Lion prova una conclusione improbabile. Nel giro di 10 secondi la Feldi Eboli ha avuto 2 occasioni, prima con la conclusione di Ercolessi centrale però parata da Pietrangelo, poi ci ha provato Jader Fornari, spalle alla porta col tacco, ancora una volta attento Ercolessi, attento Pietrangelo ovviamente. Laterale intanto per la Kame, Belsito alza un campanile alla ricerca di Giapa,
tenuto bene da Ercolessi, che la lascia scorrere per Lion, che cerca e trova Fornari. Belsito su di lui, Fornari la tocca per Boaventura, che riesce a tenerla in campo in qualche modo. Romano per Ercolessi, lungolinea per Fornari, si gira Fornari, lo chiude Grippi. Palla all'indietro di Fornari. Romano. Lion rischia la Feldi, Boaventura. Poi Ercolessi lascia carambolare sul corpo di Belsito e guadagna il laterale. Palla in avanti per Fornari, non riesce a metterla giù il capitano della Feldi. 1,57 al termine della prima frazione. Kame in possesso con Belsito. Giappa, chiuso bene da Romano, può ripartire Boaventura, rientra Giappa però, e allora Boaventura è costretto a ricominciare. Romano, lungolinea per Fornari, la tiene Jader, che si appoggia ad Ercolessi, che ci prova con la punta. Bertoni per Juanfran. Murillo alza la palla, Lion in copertura, la mette via. Igor poi in fase di impostazione sbaglia il passaggio. Laterale per gli uomini di Cipolla. Tres. Bissoni cerca il lungolinea ma non lo trova. Kame adesso è in possesso con Bertoni, che prova a scambiare con Juanfran. Tres stava per combinare un pasticcio. Fondo già battuto da Lion, bravissimo Mancia a metterla giù, pallonetto splendido che non trova la porta. Ci ha provato Felipe Mancia e per poco non faceva il gol della settimana. Lion intanto in uscita rischia, la palla resta lì, la mette fuori il portierone della Feldi Eboli. Sbaglia la Kame sulla rimessa, allora Mancia prova ad andarsene, chiuso da Igor. Murillo va da Juanfran, Juanfran prova a metterla dentro, chiude Tres, che riparte a tutta velocità, ancora Igor, serie di batti e ribatti, la palla arriva a Bertoni, che controlla male e involontariamente la serve a Fornari. È 3 contro 2, Tres cambia lato male per Fornari. Fase molto confusa del match, con le due squadre che in più circostanze sono state imprecise, e questa volta poteva essere un'occasione importante per la Feldi. Tres nel tentativo di ricamo per Fornari è stato però impreciso. 23 secondi al termine, proprio Tres in possesso di palla. Bissoni si appoggia a Lion, prova il rilancio Lion, che finisce in fallo laterale. Murillo batte in maniera davvero brutta da vedere e regala il laterale alla Feldi. Allora Fornari si appoggia a Lion, si va ancora da Fornari, palla dentro, Mancia, incredibile. Stava per trovare il gol la Feldi Eboli, anzi stava per buttarsela dentro la Kame, ci prova Tres,
praticamente sulla sirena. Non trova la porta e finisce qui la prima frazione. Feldieboli 0, Kame 0. Andiamo a prenderci un bel caffè e ci risentiamo per il secondo tempo. Tutto pronto per l'inizio della ripresa al Pala Dirseu tra Feldieboli e Kame Dosson, 12ª giornata di Serie A Futsal. 0-0 il risultato dopo i primi 20 di gioco. Pronti a goderci lo spettacolo che ci offrirà la ripresa, con la Feldieboli adesso in possesso di palla con Marco Ercolessi. Mischia un po' le carte mister Cipolla, che nel primo tempo aveva utilizzato 2 quintetti. Adesso parte con Lion, Ercolessi, Mancia, Tress e Fornari. Kame invece che riparte con lo stesso quintetto che ha cominciato il match. Pietrangelo in avanti da Giapa, che la mette bene a terra. Prova a girarsi, calcia e colpisce Murilo Schiocchet. L'arbitro però assegna il laterale alla Kame. Murillo fa finta di niente, batte. Conclusione di Igor, alta. Rilancia allora Lion, lo stesso Igor a metterci la testa su Fornari. Non la tiene in campo Bertoni. Batte veloce Mancia per Fornari. Fornari cambia lato per Tress. Bertoni la devia. Palla ancora per Tress, che prova un dribbling di troppo poi. Allora Lion avanza e serve Tress. Resta lì Lion, adesso saggiamente ritorna in porta. Tress in difficoltà, indietreggia, poi lancia bene per Mancia, che apparecchia per Fornari. Fornari di punta, la parata di Pietrangelo. Ancora Feldieboli. Mancia 1-2 con Fornari. Non ci aveva creduto neanche Mancia. Palla di ritorno splendida col tacco di Fornari. Sorpreso anche Mancia dalla giocata del proprio capitano. Nulla di fatto quindi. C'è Edgar Bertoni adesso in possesso. Va da Murillo. Bertoni sbaglia poi il passaggio. Kame Dosson, che come dicevo in presentazione del match è la squadra più in forma del campionato, ha vinto 6 delle ultime 7 partite, ha perso solo col Pesaro in questa striscia. Sconfitta al Pala Nino Pizza per 1-0 la Kame, dai campioni in carica dell'Ital Service. Feldieboli invece che ha perso sul campo dell'Acqua e Sapone mentre viene ammonito Giapaviera. Dicevo Feldieboli che è stata sconfitta dall'Acqua e Sapone dopo 7 risultati utili consecutivi in Serie A. Le due squadre vicinissime in classifica. Kame a quota 22 al quinto posto, al sesto c'è la Feldi con 21. Campionato che comunque è equilibratissimo. Basti pensare che la Feldi sesta è a 4 punti dalla meta, prima in classifica. Davvero le cose possono cambiare ogni giornata con una classifica così corta. Ritorniamo al match con Lion che serve Fornari. Tress, bella palla di Ercolessi per Tress, lo tocca Bertoni, non c'è fallo però. Allora Bertoni prova ad uscire, perde palla. Fornari in buca per Mancia, solo contro Pietrangelo. Mancia, la parata di Lorenzo Pietrangelo.
Ha iniziato meglio in questa ripresa la Feldi Eboli, che ci prova ancora con la palla scucchiaiata per Fornari. Resta lì Mancia, ancora Pietrangelo. A lottare poi Tres. Felipe Mancia, fuori. Riparte adesso la Kame, la partita diventa bellissima. Ci prova Igor, che non trova la porta. Si stanno alzando i ritmi al Palla d'Irseu. Mancia è in difficoltà, la mette fuori nel tentativo di passaggio per Jader Fornari. Già Paviera sulla palla, all'indietro da Bertoni che ci prova col mancino. Calcia davvero male questa volta Edgar Bertoni. Siamo già dall'altro lato con la palla che arriva a Fornari. Doppio scambio con Tres. Cambio lato per Ercolessi. Imbucata di Mancia, troppo frettoloso. La fa sua Igor. Chiede l'1-2 Giapa, non lo chiude però Igor, che va da Edgar Bertoni. A sua volta per Giapa. Murillo, conclusione deviata che finisce tra le mani di Lion. Ercolessi, lo chiude lo stesso Giapaviera. Palla per Bertoni che calcia, Lion in qualche modo. Mancia a proteggere adesso. Alla fine se l'alza e rilancia, palla che diventa quasi buona per Fornari. Ci mette una pezza Pietrangelo. Mancia sbaglia ancora una volta. Aveva provato a servire sul lungolinea Ercolessi. Ora Igor sul lungolinea trova Juanfran che ricomincia. Tiago Grippi, splendida palla per Igor, solo contro Lion, prova il pallonetto, Lion para e la mette giù, riparte a tutta velocità Lion. Mancia sbaglia, o meglio Tiago Grippi bravo a mettere il piede, ha rischiato qui la Feldi Eboli perché era ripartita a tutta velocità col portiere e quasi non prendeva la Feldi stessa poi il contropiede, mentre Bissoni ha cercato l'imbucata, chiuso la difesa, bel numero di Romano su Tiago Grippi, la palla però rotola via troppo velocemente, non riesce più ad arrivarci Sergio Romano. Murillo Schiocchet, va da Belsito, Juanfran, Bissoni a lottare, alla meglio il 10 della Kame, che adesso scambia con Murillo, palla di ritorno difficoltosa, Murillo la spazza via e per poco non ci colpisce. Bissoni, Ercolessi, tra linee e Boaventura, finisce a terra Ercolessi. Vediamo se cumuleranno il fallo i direttori di gara, mentre spazza via Murillo, la mette giù Lion che chiede ad Ercolessi di salire sopra il centrocampo. Lion e serve proprio Ercolessi, chiuso da Belsito. Palla che arriva adesso a Boaventura, Boaventura vince un contrasto, Bessoni, splendida palla per il colpo di testa di Sergio Romano, vantaggio Feldi Eboli. Dopo 5 minuti e 17 secondi passa in vantaggio la Feldi Eboli con il gol di Sergio Romano. Splendida assistenza di Tiago Bissoni, che con una calma olimpica ha tenuto la palla praticamente a fianco al palo della porta difesa da Pietrangelo e ha poi scucchiaiato all'interno dell'area di rigore per Sergio Romano, che ha segnato il più facile dei gol di testa a porta vuota.
Lion perde una palla velenosa, Belsito, la porta è vuota, salva Tres. Stava per fare la frittata la Feldi Eboli. Che è appena passata in vantaggio. Lion si era avventurato scivolando, poi Belsito ne aveva approfittato. Rodney Tres ha fatto praticamente il portiere senza utilizzare però le mani e ha sventato un gol praticamente già fatto. Proprio Tres a recuperare palla, serve Boaventura che va a lottare con Juanfran, finisce a terra Marco Boaventura, non c'è fallo, si accende la partita con Juanfran che va da Thiago Grippi, cerca Belsito, impreciso. Lion in avanti per Thiago Bissoni. Si ricomincia da Tres, poi Boaventura, Romano, sale in pressione Ungherani, Tres la butta via, c'è bisogno dello spazzolone intanto perché Boaventura cadendo ha lasciato una bella chiazza di sudore sul parquet del Pala d'Irseu. Riparte il gioco con Belsito in possesso di palla. Ungherani, scivola Boaventura. Allora Juanfran converge verso il centro, prende anche una botta, va poi da Belsito che prova il tiro ribattuto. C'è ancora una volta bisogno dello spazzolone perché è caduto di nuovo Boaventura e ha lasciato ancora una volta il parquet bagnato. Può riprendere il gioco Ungherani a battere la rimessa, serve Thiago Grippi. Bucata per Belsito, prova a girarsi, lo tiene bene Romano, la palla è comoda per Lion che rilancia alla ricerca di Bissoni che prova a metterla giù con la spalla, ne approfitta Juanfran che riparte, incespica nella palla, Romano a lottare e a recuperarla. Boaventura prova ad alzare i ritmi, due su di lui, tunnel su Juanfran che però gliela ruba. Tres recupera, ancora Tres, calcia col mancino, chiude Ungherani. Romano, Bissoni si appoggia da Lion. 7:20 trascorsi in questa ripresa. Feldi Eboli in vantaggio grazie alla rete di Romano. Eccolo lo Romano che riceve, converge verso il centro, ne approfitta Boaventura per calciare col mancino. Altissima però la sua conclusione. Thiago Grippi va da Juanfran. Ancora Thiago Grippi, 8 gol in campionato per lui, secondo miglior marcatore della Camea dopo Giapaviera che ha quota 11. Recupera palla la Feldi. Bissoni evita guai e la mette in laterale. Ancora Camea in possesso con Giapaviera. Igor. Bertoni, c'è a terra Giapaviera che si rialza adesso.
Igor. Palla in avanti per Giapa, che riesce a concludere con la testa. Lion la blocca. Boaventura. Romano. Cambio lato buono per Tres, che non riesce però a metterla giù. Stremato, esce poi lo stesso Rudney Tres per far posto a Felipe Mancia. Tiago Grippi per Bertoni. Si appoggia a Giapa. Igor. Giro palla Kame alla ricerca di un varco. Ci prova poi col mancino Bertoni. C'è stata deviazione. Calcio d'angolo quindi. Trascorsi 9 di gioco. Altri 11 da giocare al Pala d'Irseu. La Feldi in vantaggio grazie alla rete di Romano sullo splendido assist di Bissoni. Scucchiaia intanto Bertoni va a chiudere Marco Boaventura. Igor in avanti alla ricerca di Giapa, ma capisce tutto e chiude Romano. Lion in buca per Boaventura, uomo più avanzato della Feldi Eboli, che fa ricominciare i suoi. Bissoni prova ad andarsene sull'out destro, lo chiude Giapa, che guadagna anche il laterale, già battuto. Bertoni. Igor prova a girarsi su Romano, lo chiude Sergio Romano. Adesso Giapa. Bertoni. Igor. Giapa Viera trova la palla per Azzoni, conclusione deviata, ci mette la mano Lion. Altro corner, prova ad insistere adesso la Kame alla ricerca del pareggio. Giapa l'alza per Bertoni, prova la conclusione Azzoni, troppo debole, la fa sua Lion, che rilancia a sua volta per Fornari, che la trova di testa. Non trova però la porta. Pietrangelo rilancia anche lui alla ricerca di Giapa, va a lottare Ercolessi, che ha la meglio sul duello aereo e la mette in fallo laterale. Igor calcia, ribatte Fornari. Azzoni sul lungolinea per Giapa, prova a girarsi Giapa Viera, destro a giro che non trova la porta. Lion la mette fuori per permettere a Giapa di allacciarsi le scarpe. Ringrazia il bomber della Kame, che adesso andrà a restituire al pallone alla Feldi. Ripartire i suoi proprio Lion. Ercolessi. Boaventura. Fornari. Pizzata per Mancia, che cerca ancora Fornari, non riesce a stopparla. Pietrangelo rilancia, Ercolessi di testa, Mancia di tacco, la palla arriva a Fornari, 2 su di lui. Fornari prova a girarsi, prova il numero, riesce a chiuderlo però Igor. Adesso Azzoni, già dall'altro lato per Bertoni, lo chiudono in 2. Allora Lion, rilancio, ancora una volta impreciso, applaude Fornari il tentativo del proprio portiere. Quest'oggi la connection ancora non è riuscita ai 2. Ci prova adesso Giapa, anche lui non si intende col compagno, nella fattispecie Azzoni. Lion rilancia per Boaventura, che solo Boaventura se la alza per calciare col mancino. Incita i suoi il Pala d'Irseu, ma c'è la Kame in possesso di palla con Igor.
Giapa guadagna il laterale. Igor converge verso il centro, calcia di sinistro Lion. Non ci prova proprio a bloccarla, la mette direttamente fuori, evitando rischi inutili. Imbucata di Igor per Giapa che si gira splendidamente. Provvidenziale l'intervento di Lion, la palla resta lì. Igor. Fornari di testa. Ci sta provando il bomber. Già dall'altro lato con l'altro bomber, già Paviera, che ha sfiorato il gol. Se non fosse stato per l'ottimo intervento di Lion. Può ripartire la Feldi Eboli. Ercolessi però preferisce ricominciare. Ancora Ercolessi. Felipe Mancia. Ercolessi, conclusione che finisce fuori. Grippi in difficoltà, va da Igor che riesce a guadagnare la rimessa dal fondo. Pietrangelo. Juanfran la perde nel duello con Ercolessi. Prova a sgusciare Fornari sul lato sinistro, la tiene in campo Fornari. Igor con le cattive lo mette giù, c'è Fornari a terra. Silvio Rocia chiede ai suoi di mettere la palla fuori. Igor lo ignora, la mette fuori poi Ercolessi. Protesta alla panchina della Feldi Eboli nei confronti di Igor, che manda qualcuno a quel paese. Non sappiamo se veramente non avesse sentito il richiamo del proprio allenatore Igor o meno. Fatto sta che ha continuato a giocare e si è arrabbiata la Feldi Eboli. È rimasto a terra dolorante Jader Fornari, come potete vedere. Va anche a scusarsi Igor. Si alza il capitano della Feldi Eboli. Che deve uscire però dal campo. Pronto già Tiago Bissoni. Trascorsi 12 minuti e 46 secondi. 7-14 quelli da giocare qui al Paladirseo, dove la Feldi è ancora in vantaggio per una rete a 0 sulla Kame. Restituisce palla Murilo Schiocchet alla Feldi, che riparte con Ercolessi che serve Mancia, che però era fuori dal campo. Tiago Grippi. Murillo. Prova Tiago Grippi a lanciare Murilo Schiocchet. Ci mette però il piede Bissoni, laterale Kame. Ancora Grippi a provarci, ancora Bissoni a metterci il piede. Grippi questa volta riesce a rilanciare, c'è la testa però di Ercolessi, va a lottare Mancia che ha la meglio su Murillo, che lo chiude, guadagna il laterale Murillo. Aveva provato la furbata Mancia a battere velocemente, il direttore di gara aveva segnato la rimessa alla Kame. Murillo si appoggia a Pietrangelo, si muove in avanti Giapa, prova a servirlo il portiere. Ci arriva anche la palla a Giapa ma non riesce a metterla giù. Ercolessi rilancia bene per Tres, sponda di testa per Bissoni, la parata di Pietrangelo.
Adesso Mancia. Ercolessi. Bissoni scambia con Mancia. Ancora il 92 in possesso, in buca per Bissoni che prova a restituirgliela, chiude la difesa della Kame. Dopo l'assist è andato vicinissimo anche al gol Tiago Bissoni, è stato bravo però Pietrangelo a chiudere. Mancia li vuole puntare tutti, riesce a far uscire poi la palla. Ercolessi si appoggia però male a Tres e regala il laterale alla Kame. 6 minuti e 5 secondi al triplice fischio. Kame in possesso con Juan Fran. Già Paviera. Ancora lui, scambia con Tiago Grippi. Va a dar fastidio Mancia. Allora Grippi la mette via. E dopo Murillo anche lui ha rischiato di colpirci. Laterale Kame battuto da Azzoni. C'era stato quindi un tocco sul rilancio di Grippi. Stesso Grippi che adesso riceve e punta. Va da Bertoni. La perde Bertoni. Boaventura si appoggia da Tres. Ercolessi. Bella trama Feldieboli. Bissoni. Ruleta. Un po' troppo leziosa. Perde la palla. Finisce a terra Edgar Bertoni. Si gioca con Azzoni che calcia. Bertoni restituisce il favore a Bissoni che l'aveva messo giù. Adesso a terra c'è il 13 della Feldieboli. Bertoni chiede scusa. Giocatore davvero molto sportivo Edgar Bertoni, che ovviamente non l'ha fatto apposta nel tentativo di prendere posizione. È andato a colpire Tiago Bissoni che adesso si rialza con l'aiuto dello stesso Edgar. Bissoni si tocca i denti, aver preso lì praticamente la botta. Esce per far posto a Fornari. Gioco che riprenderà dal fondo. Mentre Lion ha fatto asciugare praticamente tutto il Paladirseu a Ettore Ranieri, responsabile dei materiali della Feldieboli. Può finalmente ripartire il gioco con lo stesso Lion che rilancia alla ricerca di Boaventura, la mette giù e gliela sporca Grippi. Laterale già battuto. Ercolessi, bella palla in avanti per Bissoni che la mette giù, si protegge da Azzoni, la lascia lì per Boaventura. Pietrangelo para. Riparte Edgar. Igor. Azzoni. La manona di Lion a metterla in corner. 4:30 al termine del match. Igor. Bertoni se la porta sul mancino, la tocca ancora per Igor, la palla resta lì. Grandissima parata di Lion su Azzoni. Tiene in vita i suoi Lion con questa splendida parata sulla conclusione a botta sicura di Giacomo Azzoni.
time out chiesto da Silvio Rocia. Un attimo di pausa anche per noi. Sei educato. Finisce il tempo a disposizione del timeout chiesto da Silvio Rocia. La Kame rientra in campo con Tiago Grippi con la maglia da portiere di movimento. Prova il tutto per tutto l'allenatore ospite. Feldieboli pronta a difendersi con le unghie e con i denti. Ungherani, Murillo, (3:55 al termine). Murillo ad impostare, Bertoni, ancora giro palla Kame. Con calma gli uomini di Rocia perché di tempo ce n'è. Giapaviera provano a far muovere la difesa di casa, ci prova adesso Giapaviera, attento sul primo palo Lion. Murillo, Tiago Grippi mancia a fare il pendolo, alla fine Grippi sbaglia. Lion aveva una mezza intenzione di rilanciare subito per far rientrare Grippi tra i pali, c'è stato però il cambio con Pietrangelo. Laterale adesso Feldieboli. Sulla palla c'è Tres. Lion, Boaventura prova a tenerla la Feldi, rischia Tres con Ungherani che gliela ribatte. Alla fine Lion in avanti per la spizzata di testa di Bissoni, la fa sua Pietrangelo che serve Giapaviera tra le linee. Bertone chiuso da Tres. Vada Lion, va a pressare Bertoni. Lion rilancia ancora per Bissoni. Ungherani anticipa anche il suo portiere, alla fine riesce a metterla giù per Murillo. Bravo Tres in anticipo su Bertoni. 2:20 al termine, può rientrare Tiago Grippi con la maglia da portiere. Sempre Murillo schiocchetta ad impostare. Adesso prova a variare tattica la Kame con Giapaviera che si mette tra le linee. Adesso si allontana. Fischi del Paladirseu, palla che arriva a Giapa e la tocca Ercolessi. Corner. Murillo, Ungherani, 1 minuto e 40 al termine.
Giapa, possesso Kame condito dai fischi del Paladirseu. Mancia prova a dare fastidio in prima linea, aggira la Kame, Ungherani chiude Tres. Tiago Grippi riesce a girarla per Giapa, si ricomincia però, Murillo, Ungherani, Bertoni la mette dentro e Sergio Romano la devia involontariamente nella propria porta. Pareggio Kame a 1:12 dal termine. Time out chiesto da Francesco Cipolla. Ha pareggiato la Kame sull'autogol di Romano, propiziato dalla palla messa dentro da Edgar Bertoni. Un minuto e 12 secondi al termine del match. Massimo sforzo offensivo della Kame premiato con l'autogol di Romano. C'è Fornari con la maglia da portiere. Cipolla vuole provare a vincerla. Adesso è la Kame che deve difendere il 5 contro 4. Riprende il gioco. Boaventura, Bissoni, Tres, Fornari e Mancia, i 5 della Feldi ad attaccare col portiere di movimento. La maglia da portiere la indossa Fornari. Bissoni, Tres, Mancia, 40 secondi. Bissoni conclude Boaventura, alta la sua conclusione, rientra tra i pali Lion. Pietrangelo in avanti, cerca e trova Giapa. Mancia la perde al centro del campo, la tiene allora la Kame con Ungherani. Va a lottare Bissoni, Ungherani la butta via direttamente tra le mani di Lion, che rilancia proprio a cercare Bissoni. Vorrebbe il tocco di Belsito, non sono dello stesso avviso i direttori di gara. Fondo per la Kame, già battuto, Giapa a lottare con Boaventura. La palla finisce in laterale, 15 secondi al termine del match. Fornari esce, fa rientrare Fornari. Lion esce, rientra Fornari con la maglia da portiere. La Kame va in pressione però. Non c'è nessuno in porta. Boaventura sbaglia il passaggio. E allora è Silvio Rocia che rimette il portiere di movimento. 8 secondi al termine. Laterale Kame. La tiene la Kame. Bertoni avanza. Finisce così. Feldieboli 1, Kame Dosson 1, al vantaggio di Sergio Romano. Risponde la Kame con l'autorete dello stesso Romano, propiziata dalla palla messa dentro da Edgar Bertoni. Partita bellissima, giocata ad un'intensità mostruosa tra Feldieboli e Kame, che devono accontentarsi di un punto a testa. Saluto finale a centrocampo. Per questa sera è tutto. Un ringraziamento ad Archefilm e un saluto da Carmine Fine.
Dani.